Sul luogo dello schianto quello che resta è il terreno sfregiato dal tracciato dell'auto. Un boato tremendo, poco dopo le 18, sentito dai residenti delle case vicine che popolano via Cervanna Sant'Andrea, oltre il Muson. Il 37enne alla guida della Ford Fusion senza patente, cugino della vittima, aggravato da precedenti penali per lesioni, residente a Lucca, aveva l'obbligo di firma in questura, dove non si presentava da 3 giorni. In corso le indagini dei carabinieri per accertare non solo la dinamica dell'accaduto, ma anche le motivazioni che hanno portato i due a sfrecciare ad alta velocità in una strada secondaria. Velocità che ha fatto perdere il controllo dell'auto e provocato lo schianto fatale per il 27enne Simone Stepic. Sono ancora molti i nodi da sciogliere sulla vicenda. Entrambi i pluripregiudicati, provenienti da una famiglia di origine rom e di tradizione giostraia, il 37enne, rimasto gravemente ferito dallo schianto incastrato tra le lamiere, potrebbe essere ora indagato con l'accusa di omicidio stradale, oltre che per non essersi fermato all'alte dei militari dell'Arma e fuggito ad alta velocità. Inizialmente era trapelata l'informazione, poi rivelatasi infondata, che i due stessero scappando dalla pattuglia perché reduci da un furto. Più probabile la pista della gara di velocità con un'altra auto. Tutto al momento resta da appurare. I militari dell'Arma stanno infatti scandagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per accertare la dinamica dell'accaduto. Sul posto, subito dopo lo schianto, un'operatrice sociosanitaria che abita poco distante. Da subito la situazione l'abbiamo vista che non era delle migliori. Il ragazzo, uno, era stato sbalzato fuori dall'auto e perdeva parecchio sangue dal collo, però era vigile, nel senso che ci ha detto come si chiamava, si riusciva anche a interagire, si parlava. Mentre poi quando ho fatto il giro della macchina e sono andata a tastare il polso dell'altro, si era capito subito insomma che era morto. Lui inizialmente ha cominciato a dire che aveva molto caldo e noi abbiamo cercato di tranquillizzarlo, poi dal caldo è passato al freddo perché appunto il sangue le stava uscendo abbondante, e poi che era stanco, voleva dormire, e noi abbiamo cercato di tenerlo vigile insomma proprio per cercare di non perderlo. È arrivata l'ambulanza e allora un po' ci siamo suddivisi i compiti. Allora il tecnico, il radiologo aveva la flebo in mano perché c'è stata subito la necessità di idratarlo perché aveva perso parecchio sangue. Io invece sono stata al di là della borsa e passavo il materiale che mi chiedeva l'infermiere che aveva bisogno. Sono rimasta molto male, infatti fino all'ultimo ho sperato che la macchina fosse rubata perché c'erano delle scarpette dei bambini e delle piccole bamboline, ho capito che avevano figli a casa, ho sperato che la macchina fosse stata rubata. Invece la macchina apparteneva a Simone Stepic, 27enne deceduto. Resta quindi da capire perché il cugino 37enne fosse qui e non in Toscana e perché stesse guidando lui nonostante la patente revocata. L'uomo, 10 anni fa a Lucca, era stato arrestato per maltrattamenti sulla compagna allora incinta. Trasportato d'urgenza al Canfoncello in elisoccorso, le sue condizioni sono in miglioramento, ma la prognosi resta riservata.